Confcooperativa e Federsolidarietà Veneto aggrega un sistema di 455 cooperative sociali, la famiglia associativa più numerosa in Veneto e che rappresenta oltre il 60% di tutte le cooperative sociali iscritte all'albo regionale. Le cooperative di tipo A, che svolgono servizi sociali e sociosanitari a favore della comunità, sono 255. Le cooperative di tipo B, che portano avanti la mission dell'inserimento lavorativo di persone con svantaggio, sono 109. Quelle plurime, che svolgono entrambe le attività, sono 79 e 12 sono i consorzi di cooperative. Un insieme articolato di organizzazioni che sono espressione di 30.328 soci e che offre occupazione a 33.585 lavoratori. Il sistema di Confcooperative Federsolidarietà Veneto conta un fatturato complessivo di circa 1 miliardo di euro l'anno. Le nostre cooperative operano nelle comunità offrendo servizi sociali, sociosanitari e di integrazione sociolavorativa a circa 250.000 famiglie ogni giorno e quotidianamente incontrano storie di fragilità e di disagio e fanno propria ogni giorno la sfida dell'inclusione, perché disabilità e fragilità non devono essere l'ultima parola. Le persone con disabilità ci raccontano ogni giorno i loro sogni, anche quelli che noi non osiamo sognare, e ci mostrano il vero volto dell'entusiasmo. Vogliamo credere, insieme a loro, che è possibile costruire nuove progettualità inclusive, oltre la disabilità. Entriamo nel mondo della salute mentale, dove le persone che vivono un disagio psichico ci raccontano di come percepiscono il mondo in modo a volte confuso. Per loro e con loro cuciamo dei progetti su misura e ci stupiamo di come sanno essere dei maestri di tenacia. Incontriamo ogni giorno persone che in passato hanno preso strade sbagliate, invischiandosi in giri pericolosi, e anche chi è rimasto vittima di queste scelte efferate. Storie diverse di grande sofferenza che proviamo a lenire, aiutandole a guardare la vita con occhi nuovi. Tra gli sguardi che incrociamo ogni giorno ci sono poi quelli curiosi, dei vispi, dei bimbi, e quelli più interrogativi e sfuggenti degli adolescenti. Oltre ai figli incontriamo i genitori, in particolare coloro che necessitano di un aiuto nello svolgere la loro funzione genitoriale, perché la povertà educativa non privi i bambini del diritto di crescere e di seguire i loro sogni. Quei sogni che hanno portato tante persone straniere a lasciare la loro casa e chi si trova in povertà estrema in una casa non ce l'ha. Noi li supportiamo nell'esprimere al meglio le loro risorse verso futuri di autonomia. Ci sono poi le persone anziane che vengono accudite nei centri residenziali, ma anche nelle loro case, dove entriamo per portare cure, pasti caldi, un sorriso. Loro ricambiano con uno sguardo, una storia in dialetto sulla loro giovinezza o confidando qualche loro paura. E la pandemia ne ha portate di paure. Lo sanno bene le cooperative. Sono stati anni difficili per tutti, ma sicuramente lo sono stati soprattutto per chi già viveva in condizioni di fragilità. Le cooperative hanno messo in campo empatia e creatività per assicurare presenza e vicinanza, oltre che protezione. Un esempio è il lavoro svolto da assistenti di studio e infermieri presenti nelle medicine di gruppo sul territorio, che in questi 2 anni di emergenza sanitaria hanno sorretto il sistema delle cure primarie in prima linea, accanto ai medici. La sfida di una prossimità che diventa vera inclusione è quella raccolta dalle cooperative sociali di inserimento lavorativo, che svolgono attività imprenditoriale in diversi settori: assemblaggi industriali, pulizie, giardinaggio, agricoltura, ristorazione, lavanderia, con l'unico obiettivo di creare opportunità lavorative per persone in condizioni di svantaggio e che sempre di più accolgono anche persone con altre vulnerabilità. Sviluppare collaborazioni tra cooperative sociali, ma anche con imprese profit ed enti pubblici, significa allargare le opportunità di lavoro per persone fragili, contaminare le reciproche competenze, diffondere i valori dell'economia sociale. Ci sono ancora muri da abbattere, rampe da costruire, ma noi vogliamo continuare a perseguire il bene comune e insieme generare comunità.